molte amministrazioni, e c'è una città che in Italia sta facendo da laboratorio mondiale per tutto questo. Parliamo ovviamente di Venezia, che da tempo sperimenta soluzioni per difendere la laguna, ma l'ultima proposta della giunta comunale sta sollevando un vero e proprio polverone, un vero e proprio vespaio, come si dice. In realtà ne abbiamo già parlato un mese fa, ma avevamo promesso di tornarci su con i nostri ospiti, che saranno con noi anche oggi. L'idea sul tavolo è questa: alzare il ticket d'accesso alla città di Venezia fino a 50 euro. È una cifra pesante, che ha subito scatenato reazioni durissime da parte di tutte le categorie. Tra poco torneremo sulla questione con Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e con Claudio Vernier, già presidente dell'Associazione Piazza San Marco. Il numero nostro 334 11 11 622, usatelo. Parte a numero chiuso, è questa la vera grande scommessa che sta dividendo l'opinione pubblica e accendendo lo scontro politico. L'idea di dover pagare un ticket anche salato, anche molto salato nei giorni di picco, per poter camminare in un centro storico. C'è chi la considera l'unica mossa disperata rimasta per salvare un territorio fragile dal turismo mordi e fuggi, e che invece denuncia il rischio concreto di trasformare i nostri capolavori in parchi giochi esclusivi, svuotati dai residenti e accessibili solamente a chi ha più disponibilità economica. Allora vediamo se la leva del prezzo è davvero lo strumento giusto per gestire i flussi, o se invece servono modelli alternativi di pianificazione urbana. Buongiorno ai miei ospiti, bentornati a Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Buongiorno. E Claudio Vernier, imprenditore, volto civico veneziano con la lista Città Vive, già presidente dell'Associazione Piazza San Marco. Buongiorno Vernier. Buongiorno. Noi Minotto ci siamo, e anche con Vernier ci siamo sentiti esattamente un mese fa, era il 25 giugno, come promesso torniamo sulla proposta del sindaco Venturini di lanciare questo super ticket fino a 50 euro. In queste 4 settimane è cambiato qualcosa? Il sindaco continua a difendere la sua proposta? Aveva anche pianificato una trasferta a Roma, no? Nelle scorse settimane, per chiedere al governo di modificare la legge e sbloccare il tetto dei 50 euro. Avete notizie? Ha notizie, Minotto? Allora, ovviamente abbiamo incontrato il sindaco Venturini per varie occasioni, certo, e per molte questioni, che insomma inizierà una nuova consigliatura. È stata formulata questa richiesta al governo, dove appunto quello è il tetto massimo, come siamo già detti, con una modalità flessibile, sì, e scalare in base ai momenti. Allo stato attuale non è stata data, almeno che io sappia, una conferma da parte del governo la disponibilità di superare il tetto di 10 euro. Quindi ancora tutto fermo. Attualmente il comune, diciamo, ha le mani legate da questo limite imposto dalla legge dello Stato, no? Che non permette di superare i 10 euro senza un decreto ad hoc. Dico bene? Sì, esattamente, cioè non è una cosa che può decidere in autonomia il comune. L'unica cosa che può decidere il comune è di poterla estendere, perché in questo momento la misura con questo mese, come è stato approvato dalla precedente amministrazione, cessa di esistere con 30 di luglio, si ferma, e quindi dal 1 agosto c'è libero accesso alla città senza dover né prenotare né pagare nessun tipo di ticket. Esatto. Vernier, buongiorno. Si era detto che dal mese scorso sarebbero partiti controlli molto più severi, molto più serrati in stazione e ai varchi, con multe anche salate da 50 a 300 euro. C'è stato questo pugno duro o i controlli sono rimasti comunque blandi? Cosa ci può dire di questo? Da quello che so io, da quello che ci raccontano le persone che poi arrivano qui in piazza, i controlli non sono particolarmente serrati, come non è cambiato quasi nulla da quel punto di vista. Anche alla zona Cornoldi, che è la zona, diciamo, di arrivo delle barche che arrivano dal litorale di Jesolo, non è che sia cambiato chissà che. C'è questa questione dei 10 euro che rimane un limite economico invalicabile al momento. Io penso che questa sorta di gabella non sia la soluzione finché non iniziamo a pensare
a scoraggiare le persone a venire sopra un numero che bisogna decidere insieme, che è il numero dei pernottanti, che deve tener conto dei pernottanti della Venezia antica, della città insulare, ma anche di chi dorme in terraferma, e ovviamente andare, a questo serve il contributo d'accesso, a limitare il numero di turisti giornalieri, i famosi quindi una soluzione un po' più articolata. Sì, nel senso che la questione del denaro, oltre a essere orribile, cioè dire se hai soldi entri, se non te li hai non entri, è anche non funziona, non è un deterrente sufficiente per fare quello a cui il contributo d'accesso dovrebbe essere, di cui dovrebbe essere lo scopo, a servire, cioè a far sì che chi vive la città, ma soprattutto chi la visita in questo caso, possa trovare un luogo che possa essere fruibile, accogliente e vivibile nel giusto modo. Minotto, ma gli alberghi veneziani che bilancio si sentono di tracciare rispetto alle 54 giornate dell'anno scorso? C'è stato un reale alleggerimento dei venerdì d'estate? Allora, come diceva anche Vernier, è una misura sperimentale che quest'anno è arrivata a 60 giornate. Noi sosteniamo che sono troppo poche, nel senso che dovrebbe essere una misura che si applica tutto l'anno e con delle forme differenziate in base ai periodi. Questo è l'unico modo perché possa trovare un'efficacia. È un tentativo perché ne stanno parlando varie destinazioni anche qui in Veneto, stiamo parlando anche del piano del Cansiglio che inizia a essere debordante come presenze, ed è una misura che al momento i poteri che possono avere sindaci e le amministrazioni, e l'unico modo è quello di incentivare o disincentivare a venire in città. Poi è sempre detto che stiamo parlando comunque di una parte ridotta della città, perché stiamo parlando, è ovvio, che quella che è la parte più interessante, che è il centro storico, il famoso Pesce, però tutte le isole che abbiamo straordinarie di Murano, Burano, Torcello, Le Vignole, Sant'Erasmo, il Lido di Venezia, Pellestrina, sono tutte accessibili liberamente, e sarebbe anche un'occasione per far scoprire una parte della città che è straordinaria, bellissima, dove si stanno creando comunque insediamenti turistici, alberghieri, e quindi potrebbe essere anche quello un modo per alleggerire di più la città, proprio disincentivando a venire proprio nel centro storico. È vero, Venezia è bella tutta, e non parlo solo del centro storico, ma proprio del territorio di Venezia, no? Tutta, certo, assolutamente. Lo chiedo a entrambi, a Vernier e a Minotto, ma insomma è vero che, come sostiene la Giunta, questo turismo di poche ore toglie spazio alla città, sporca, ingolfa e lascia zero ricchezza? Cioè il turismo mordi e fuggi è brutto, sporco e cattivo? Beh, diciamo che i problemi principali sono sicuramente questi, nel senso che se hai un luogo piccolo con servizi limitati, e sono le persone che arrivano per poche ore, che magari piove nel litorale, vengono in giornata per poche ore, non hanno il tempo di scoprire la laguna, vengono in piazza San Marco, vanno a vedere il ponte di Rialto. Ricordiamoci che solo il 30-35% delle persone che vengono a visitare Venezia ci torneranno una seconda volta. Se mediamente le persone stanno circa 2 notti, diventa difficile che queste possano scoprire le isole e tutto, diciamo, il territorio della laguna stessa. E quindi bisogna iniziare a capire che bisogna dare un numero massimo di posti letto sul territorio del comune di Venezia nella sua interezza, perché altrimenti questi a un certo punto si riversano sulla Venezia Pesce, come è stata definita. Certo. Perché pensare che la gente che dorme a Mestre poi vada a visitare Forte Marghera, che è bellissimo, l'M9 che è altrettanto bello, Piazza Cerreto, per carità può essere un qualcosa in più, ma non è quello lo scopo di una persona che una volta nella vita, nel 70% delle volte, viene a visitare Venezia. Quindi il daily tripper spesso è colui che in casa per poche ore, perché poi la città è come se aprisse alle 10:30, basta guardare l'orario dei bagni pubblici che aprono alle 10 della mattina, e alle 17 se ne vanno. Io sono fortemente d'accordo con Minotto, l'intervento sul contributo d'accesso andrebbe fatto
di tutta la stagione, anche per una questione di comunicazione, dicendo guardate che dal 1 aprile al 30 ottobre la città subisce in parecchie giornate l'overtourism, c'è la necessità di prenotarsi, contribuire, in cambio avrete dei servizi, cosa che oggi non avviene, e intanto iniziare così. Poi quando ci accorgeremo che in tutto questo, che il tetto massimo di persone presenti, che i 10 euro non sono sufficienti, eccetera eccetera, allora estrema ratio si decide che addirittura in alcune giornate sia meglio alzare. Non so se sia la soluzione, però se si vuole arrivare a quello come estrema ratio parliamone, ma prima secondo me ci sono una serie di interventi che vanno assolutamente fatti, quindi il blocco dei letti e via discorrendo. Prego. Mi scusi, prego. Minotto. No, era sì. Prego, Minotto. Ah sì, scusi, che non capivo sto dame. Ma allora sì, confermo che il turista escursionista è quello che lascia meno. Se noi contiamo che si stima che nella città ci siano 35 milioni di presenze l'anno, i turisti pernottanti complessivamente tra alberghiero e extraalberghiero, quindi mettendo anche gli appartamenti e le locazioni, sono circa 13 milioni, quindi siamo circa un terzo. Quello un terzo sono la quasi totalità degli accessi ai musei civici, perché questi sono dati che sono analitici, che sono quelli che utilizzano i servizi della città e quelli che lasciano circa il 70% tra virgolette dell'utile della movimentazione turistica. Il restante 70% di accessi, circa il 67%, sono quegli escursionisti che alla fine lasciano in questo momento solo un costo per la pulizia della città. La città viene pulita 3 volte al giorno ed è il costo di queste persone che lasciano molto molto poco alla città. Quindi va rivisto questo flusso, quello pernotante è compatibile con la città, quello di tutto e con l'intero comune. Infatti sono circa 13 milioni le presenze complessive, quindi sono tranquillamente gestibili per la città. Si tratta di capire l'ulteriore soglia di carico, considerando che appunto quelli che sono anche pernottanti sono quelli che pagano tutti i giorni, 365 giorni l'anno, la tassa di soggiorno. Allora, io prima di chiudere, abbiamo 2 minuti scarsi, vorrei lasciare un attimo da parte la questione ticket e vorrei parlare un attimo della Festa del Redentore. Quest'anno è stata movimentata, no? Per queste proteste contro l'arrivo del mega yacht da 117 metri del miliardario ambasciatore americano. I cittadini sono scesi in piazza, striscioni, cartelli, canotti, si è visto di tutto, ma soprattutto una frase: oligarchi sì, ma in Saor, che io me la stamperei a caratteri cubitali, una frase che trovo splendida. Cosa possiamo dire? Questo signore si è impossessato di Riva dei Sette Martiri, che è storicamente il luogo dove i veneziani si appostano, no? Per vedere i fuochi del Redentore. Cosa possiamo dire? I veneziani sono un po' stanchi? Dire che si è impossessato è un po' forte, nel senso che qualcuno gli ha dato un'autorizzazione di attraccarsi in quell'area, bastava posizionarlo in mezzo al bacino dietro San Giorgio e il problema non ci sarebbe stato. Diciamo che quando si fanno le cose, siccome la banchina è gestita da un ente privato e non è una questione pubblica, forse bisognerebbe dire che in certe giornate, come si pensa a un contributo d'accesso di 50 euro così importanti per la poca popolazione veneziana, cercare di essere un po' più sensibili e magari dirgli: guarda, la metti tanto ormai il vecchio porto di Venezia, la vecchia ex VTP vicino a San Basilio è vuota, potevano ancorarla lì e poteva venire con una barca più piccola a 1 metro dai fuochi e tutti sarebbero stati contenti. Diciamo che a volte manca proprio il buon senso, poi che tutta la popolazione 300 persone particolarmente agguerrite, perché poi si protestano quando sono americani e si dimenticano ci sono di altre altre nazionalità. Però ci stava, dai. Comunque, no, ci stava. Non è stato, era prevedibile, perché quando fai una cosa così è prevedibile, anche perché è il doppio della casa che ci sta davanti, ci sta dietro. Come altezza. Va bene, vi devo salutare perché abbiamo terminato il tempo. Grazie a Minotto, grazie a Vernier, grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Noi ci risentiamo nel pomeriggio come sempre alle 16 con Check-up. Adesso linea a Francesco Borgonovo. Tutti ne parlano. Tutto da Galt. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno.
Si dice che sul caso di Mario Roggero la destra dà voce alla pancia degli italiani, gli italiani che così non usano il cervello e si buttano solo con le viscere, con l'emotività su questo caso, e però poi vediamo quello che succede a Bologna e troviamo una situazione analoga se non peggiore. Sul caso di Mario Roggero io credo che si possa e si debba discutere, l'ho già detto, non contesto il fatto che sia stato condannato a norma di legge, così gli hanno dato anche delle attenuanti, ma forse guardando la vicenda più in generale nel suo complesso si può arrivare a ritenere che si tratti nel complesso, ripeto, di un'ingiustizia, però Roggero sta per la sinistra già nell'ambito dei cattivi, no? È cattivo per forza anche solo perché la destra sostiene le sue ragioni e viceversa in parte, ma insomma credo che il pregiudizio sia più questa volta sul lato progressista. Poi c'è una vicenda incredibile che è quella di Abderrahim Fakir, 42 anni, a Bologna, viene fermato dalla polizia, non perché la polizia intervenga vedendo questo signore di origini marocchino e dice lo fermiamo perché siamo razzisti, no, la polizia interviene perché i cittadini del quartiere dove si trovava Fakir vedono che è entrato in questi garage, vedono insomma che è un po' così alterato, temono che possa danneggiare le auto e quindi chiamano le forze dell'ordine intervengono e per ora quello che sappiamo lo vediamo dai video, no, che sono circolati, video di sorveglianza o insomma non so se ci sia anche qualcosa filmato da alcuni presenti, comunque ci sono dei video che circolano e quello che si vede è la polizia che interviene, che cerca di tenere a terra quest'uomo, di mobilizzarlo, di ammanettarlo, l'uomo continua però a muoversi, a cercare di così con le mani allontanare gli agenti, continua a gridare. Tutti intorno non è che ci siano come dire cittadini allibiti, no? Che gridano lasciatelo stare, no? Perché sono consapevoli di essere di fronte a un abuso di potere. No, ci sono degli operatori del 118, c'è addirittura un comune cittadino che cerca di aiutare gli agenti tenendo ferme le gambe di Fakir che continua invece a scalciare e ci sono degli altri presenti, insomma gente della zona che guarda. Questo è quello che sappiamo, quindi vediamo un intervento fatto a quanto pare secondo le procedure consuete che purtroppo a quanto risulta ha portato alla morte di Fakir, cosa che non fa piacere ovviamente a nessuno, cioè non meritava di morire qualunque cosa avesse fatto in quei pochi istanti, poi quello che ha fatto prima non lo sappiamo. Ebbene, questo è il quadro della situazione e che cosa succede? Succede che immediatamente il sindaco di Bologna, Lepore e poi ANPI, CGIL, tutta una serie di altre associazioni, ARCI, senza nemmeno sapere, senza nemmeno avere visto le bodycam, senza nemmeno avere visto nulla insomma di quello che non fosse in quel video, no? Tutto quello che sappiamo di questa vicenda sta nel video che è visibile sul web, è circolato dappertutto. Ebbene, senza sapere nulla, cosa fanno tutti questi illustri progressisti? Vanno in piazza per protestare contro chi? Per chiedere giustizia per Fakir. Ma veramente, scusatemi, la giustizia si sta già cercando. La giustizia la stanno cercando le forze dell'ordine, la stanno cercando le istituzioni, la stanno cercando i poliziotti che erano lì collaborando, fornendo immediatamente la bodycam, la stanno cercando i sindacati di polizia. Cioè, dove sta la ragione per scendere in piazza e fare una manifestazione quando nessuno sa esattamente che cosa sia accaduto? È un po' come per Roggero, no? Cioè, allora, quello spara, la Lega lo difende, allora per forza un criminale, al di là di tutto, un assassino deve morire come tutti gli altri, no? che esercitano la difesa all'interno dei loro negozi. E qui c'è un uomo di origine straniera, uno straniero che viene fermato dalla polizia e poi muore. Chi sono i cattivi? I poliziotti. Sappiamo cosa è accaduto? No, però c'è già Massimo Giannini che mette le immagini di George Floyd, Repubblica che titola "Morire nelle mani dello Stato", ma noi non sappiamo perché sia morto. Se ci sono state delle negligenze, questi agenti, esattamente come Cinturrino, come altri in passato, verranno processati e eventualmente condannati.
ma questa reazione è l'indice di un pregiudizio che esiste, che alimenta poi reazioni uguali contrarie dall'altra parte, ed è sintomo di una divisione che peraltro abbiamo importato dagli Stati Uniti con tutto questo discorso della brutalità poliziesca, che non rappresenta lo stato delle cose. Non si capisce per quale motivo immediatamente, no, il cittadino italiano che si difende è un cattivo fascista, e invece l'immigrato che viene fermato dalla polizia è sicuramente una vittima. Poi dicono che non si debba ragionare con la pancia. A me mi sembra che gli unici ragionamenti che si fanno con la pancia, o forse con qualche altra parte del corpo, siano quelli che arrivano da sinistra su questi casi. Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 11:02. Giornale Radio News. Buongiorno e ben trovati dalla redazione. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti i reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se messa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro. Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pasdaran hanno annunciato di aver fermato 2 petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, 7° inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Per ora è tutto, a più tardi. Giornale Radio. La radio libera di informare. Next Economy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente e lo abbiamo dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività. Non bisogna pigiare il bottone del panico. Next Economy.
per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio. Buongiorno a tutti, 11.06, martedì 21 luglio 2026. Allora iniziamo in questo momento la nuova puntata di Next Economy, come sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare ogni giorno, lunedì, venerdì, dalle 11 alle 13, con me Emanuela Donghi, Jack Saglia in regia e Daniela Vendini in redazione. Oggi è questa la squadra sicuramente vincente che vi porterà tante notizie di economia e finanza. Voi potete partecipare come sempre con messaggi sia scritti che vocali al 334 11 11 622. Parleremo ancora di investimenti in intelligenza artificiale, parleremo di SpaceX, la società di Elon Musk a picco del 45% in un mese dopo la quotazione da record. Faremo tante riflessioni, torneremo a parlare anche di Trump, non solo sul fronte del Medio Oriente, quello rimane sempre al centro, ma torneremo a parlare di dazi perché ha annunciato tariffe del 50% sui beni importati dal Canada, perché ha questo annuncio dopo ciò che lui considera una scorrettezza che è arrivata dal Canada stesso. Ma tra poco vi aggiorno come sempre sulle notizie in primo piano, poi parleremo anche tanto di caldo legato proprio all'economia, quello che sta succedendo sul prodotto interno lordo e all'economia interna. Intanto Olivia Rodrigo, So American. Eccomi con voi, 11:10 minuti, partiamo con la nuova puntata di Next Economy, Giornale Radio, Emanuela Donghi. Allora 334 11 11 622, mi raccomando, questo è il numero che dovete tenere sempre con voi per i vostri messaggi scritti, vocali o anche per chiederci di partecipare in diretta. Partiamo un po' come sempre con quello che sta succedendo sui mercati finanziari a partire dall'Europa. Allora, ieri la chiusura di Wall Street è stata negativa, invece questa mattina l'Europa è cautamente positiva. Abbiamo il nostro indice principale, il FTSE MIB, a 52.122 punti, che è il rialzo dello 0,50%, il DAX guadagna lo 0,19%, il FTSE 100 lo 0,14%, il CAC di Parigi lo 0,12% e l'Ibex di Madrid lo 0,56%. Questa mattina era solo un po' più incerta la borsa di Londra, come sapete ieri si è insediato il nuovo premier Burnham, quindi chiaramente sullo sfondo resta un po' anche la presa di coscienza rispetto al cambio di guardia, con tutte le sfide che il nuovo premier